Thank you, Grandfather. Thank you, Great Spirit. Modica. Modica, nella sua caratteristica configurazione, è la grande cava dove i 4 colli che la rinserrano, il Pizzo, dalla parte opposta Monserrato, la collina di Idria e la collina Giagante, la chiudono e fanno rivivere un po' quella che è stata la configurazione urbanistica che oggi ci permette di leggere i segni della storia impressi nel territorio. Modica, città dei torrenti, città lagunare come l'hanno definita, dove scorrevano le acque, oggi è coperta dal corso che si univa sotto la rupe del castello e lo si può vedere dall'alto. Fotografi, autori, scrittori sono stati colpiti da questa cava che sembra ferita, ma in questa ferita c'è una linfa vitale, la linfa vitale della storia di Modica, che da insediamento diciamo preistorico, poi è diventata la contea di Modica. Il paesaggio, secondo me, è un bene culturale che Modica dovrà saper difendere, poiché queste case agrumate lungo i colli che salgono, quindi Modica è una città ascensionale. Per esempio dal Pizzo si può cogliere la configurazione toponomastica e morfologica della città. Da Monserrato si può leggere questa Y che determina, diciamo, il volto attuale anche della città. Ma bisogna aggiungere che non è solo la città dei torrenti, la città della pietra, la città del barocco. Modica è la città di chi cerca di guardare al futuro, di andare al passo con i tempi. E così, dalla campagna vissuta, dove i secolari carrubi come giganti sembrano indicare la via per giungere in questa città, portano dietro con loro il peso grande, invasivo della cultura contadina che si unisce a quello delle maestranze, laddove nell'Ottocento una borghesia illuminata dà a questa città il volto odierno. E quindi ancora una volta la copertura dei torrenti di cui parlavo prima concede alla città di Modica i cosiddetti ponti abitati. Pochi si sono interessati di questa caratteristica territoriale. Simboli, metafore, reciprocità, collegamenti. Questi ponti abitati congiungono, occupano degli spazi che erano vuoti e diventano degli spazi recuperati alla vivibilità, alla quotidianità. Moltissimi sono nella zona di Modicalta, salendo. È un itinerario, diciamo, alternativo all'itinerario monumentale e barocco. È un itinerario alternativo che ci dà la dimensione di una città vivibile, anche nelle periferie, per dir così.
Profumo di storia, di arte e di cultura. Profumo di tradizioni, di vita e di dolcezze. Modica, città di inaspettate sorprese. Dal frutto del fico d'India dell'Etna, Fichi, il succo della salute e della giovinezza. Fichi, 100% naturale e biologico, nutre, rafforza, integra. Fichi contiene indica xantina, dalle proprietà antiossidanti ed antinfiammatorie. Per chi vuole mantenersi in salute, per chi fa sport, Fichi è adatto a tutti. Per maggiori informazioni visita il sito fichietnabns.it. Prodotto e distribuito da BNS. You be my sunshine. Nuova Peugeot 208. Move your energy. Scegli la best technology Peugeot. 208 con Peugeot iCockpit e motore PureTech. Peugeot. Cisauto. Peugeot a Catania. Siamo noi. Modica merita un viaggio perché Modica rappresenta un sunto di quella che è la tradizione siciliana. È sito barocco, chiese, la città delle 100 chiese. È la città del sito archeologico più importante della Sicilia e del Sud Italia, Cava d'Ispica. Sono tanti siti naturalistici importanti come Cava dei Servi, il torrente Tellesimo, dove la Stroda Magrostigma è una stroda particolare che vive soltanto in quel torrente. Ma è anche l'enogastronomia di eccellenza, abbiamo le diversità che sono uniche al mondo, perché sono frutto della nostra terra, delle nostre tradizioni, dei nostri agricoltori. Quindi troverete di tutto, e troverete i dolci, troverete la cioccolata modicana, che è esempio in tutto il mondo. Troverete la tranquillità e l'accoglienza di una città che vuole aprirsi al mondo, scoprendo cose che non si sanno che esistono. Troverete l'altopiano ebleo, pieno di alberi di carrubo, pieno di alberi di ulivo secolari, e per questo merita veramente un viaggio. Troverete a disposizione i servizi, troverete dal centro storico la possibilità di fare escursioni ed andare a visitare quello che è l'entroterra siciliana, e quindi poi andare nelle aziende agroturistiche, tante che sono presenti nel territorio, e gustare le nostre eccellenze. Troverete con i servizi, con le bighe, con le biciclette elettriche, con i fuoristrade. Un percorso che abbiamo vinto un progetto con il PSR, con progetti comunitari, che per 5 anni da Modica partiranno tutti quelli che sono le escursioni per questa parte della Sicilia, che merita veramente di essere visitata. Quindi non solo Modica, ma anche il territorio vicino, perché abbiamo tante eccellenze, da Scicli a Ragusa, a Pozzallo, alla fascia costiera e al mare. Per questo questa città spero che sia all'altezza di chi pensa di trascorrere con grande relax una parte della propria vita, anche non solo, io penso, a chi viene a vivere a Modica e poi risiede a Modica, ma anche a chi viene per qualche giorno. Ci troviamo nella sala dove sono esposti i pannelli che raccontano la storia del cioccolato di Modica. È una delle sale del Palazzo della Cultura dove è allogato il Museo del Cioccolato di Modica,
inaugurato nel 2014. Su queste pareti sono riportate gli esiti della ricerca archivistica che ha consentito al Consorzio di tutela del cioccolato di Modica di poter avviare il processo per la realizzazione del Museo del Cioccolato. Credo che questa sia come un santuario, poiché fissa per la prima volta con fonti inesplorate e inedite la presenza dei cioccolatieri nella contea di Modica. Non solo queste carte riportano i nomi dei cioccolatieri, ma anche le ricette, gli ingredienti, i pesi, le dosi e quello che è molto importante, anche gli attrezzi che utilizzavano i nostri cioccolatieri nel lontano Settecento. Chiaramente era la cioccolata allora una bevanda di cui erano golosi soprattutto le classi aristocratiche e le gerarchie ecclesiastiche. Questi pannelli per certi versi assolvono anche ad un principio culturale da noi molto sentito: portare l'archivio alla gente, portare l'archivio a coloro i quali non andranno mai in un luogo dove vengono conservate carte che restano nel loro silenzio. Non è fermo nel tempo, ma raggiunge la vivacità della seconda metà dell'Ottocento, quando Modica si arricchisce dei caffè che diventeranno premiate fabbriche di cioccolato. La nostra è stata un'idea vincente. Modica si trova ad essere una delle città inserite nell'itinerario europeo culturale, la via del cioccolato, cioè quella via del cioccolato che da Modica ha avuto inizio, poiché per noi il cioccolato è un bene culturale. Ancora nei nostri vicoli, nelle nostre strade, si avverte il profumo della storia, ma si avverte soprattutto questo radicamento di un dolce che ha fatto la storia della nostra città. Gianni Frasca, curatore del Museo del Cioccolato. Lui è Salvatore Cicero, scultore ufficiale del Museo del Cioccolato. Volevo darvi il benvenuto all'interno del Dammusolo Cioccolattaro. Il Dammusolo Cioccolattaro non è altro che la bottega animata sezione distaccata del Museo del Cioccolato di Modica, e qui all'interno vi mostriamo come si faceva il cioccolato secondo la tradizione antica del 1746, ma nello stesso tempo diamo la possibilità di poter capire come si può fare il cioccolato di Modica. Vi presentiamo appunto come avveniva il processo di lavorazione a partire da quello strumento lì, nome scientifico metate, in siciliano chiamata avalata la cioccolata, fino ad arrivare appunto alla barretta di cioccolato finito.
Sicuramente la mia esortazione è quella di invitarvi a venire all'interno del Museo del Cioccolato e Rodda Musolo Cioccolattaro e di mangiare questo magnifico prodotto che appunto è il cioccolato di Modica. Vi lascio sicuramente con una piccola chicca. Questo prodotto, questo straordinario cioccolato, la cui caratteristica granulosità è dovuta alla tecnica settecentesca di lavorazione, è un vanto di questo nostro territorio. In questa città ben oltre 40 imprese producono ancora con la tecnica tradizionale questo che è diventato un cioccolato simbolo della bontà siciliana nel mondo. Un cioccolato appunto unico e raro, un cioccolato che ha una storia antica, un cioccolato che ancora oggi riesce a trasmettere i valori della grande manualità artigianale della quale i nostri maestri sono custodi da oltre 2 secoli e mezzo. Il cioccolato con intorno il barocco, il cioccolato che aspira a diventare patrimonio immateriale dell'umanità per la tecnica settecentesca e che vive la sua realtà in un contesto già da patrimonio dell'UNESCO. Tutto intorno una serie di perle. Penso che la perla delle perle è il cioccolato di Modica e per questo noi spendiamo le nostre energie. Abbiamo avuto una mirabile esperienza all'Esposizione Internazionale di Milano. In 184 giorni abbiamo fatto conoscere al mondo intero questo straordinario prodotto. Ciocomodica, una festa che registra presenze inaudite, straordinarie, da tutta Italia, da tutto il mondo. Qui vengono per dare omaggio e per onorare questo magnifico prodotto. Sport, natura, cibo e cultura. Cesarò, Porta dei Nebrodi. Visita il sito www.turismocesarò.it. Cisauto, Peugeot a Catania, siamo noi. Allora, gli ingredienti per preparare il macco sono delle fave secche sgusciate, poi aggiungiamo della cipolletta tagliata finemente, il finocchietto selvatico, quello fresco, un po' di passata di pomodoro. Come pasta io faccio dei tagliolini, che è della pasta fresca fatta all'uovo. Bisogna portare in ebollizione le fave già secche, come appunto abbiamo detto, sgusciate. Bisogna schiumarli, mettiamo il finocchietto selvatico, aggiungiamo della cipolletta tagliata finemente, un pizzico di passata di pomodoro, un po' di sale, lasciamo cuocere il tutto per circa 1 ora e mezza.
Come vedete il macco dopo circa un'oretta e mezza diventa purea. Se si vuole aggiungere la pasta, basta aggiungere un po' di acqua tiepida e portarla in ebollizione. Se volete aggiungete un po' di olio d'oliva. La cottura è stata ultimata, quindi mettiamo la pasta dentro questo coccio dove mantiene la pasta bella calda. Come vedete la pasta deve essere un po' cremosa, non deve essere troppo liquida. Naturalmente oltre alla pasta col macco, che è un antichissimo piatto nostro modicano, ci sono anche i lolliche fave. Il lolle è sempre una pasta fatta a mano. Ci sono i ravioli di ricotta con succo di maiale, c'è la pasta con blure e padronella, un altro piatto nostro qua tipico. Piatti tipici nostri sono anche il coniglio stemperata, c'è il bollito, la carne di mele col sugo, ci sono gli scacci, le nostre scacce modicane, le arancine, che sono abbastanza anche tipici. Se avete il piacere di gustare i nostri piatti tipici qua modicani, vi invitiamo a venire qua nella nostra osteria, l'Osteria dei Sapori Perduti. Vi aspettiamo con piacere. In questo laboratorio lavoriamo in banadiglie. E la banadiglia è un dolce tradizionale che hanno portato gli spagnoli a Modica, come la cioccolata, hanno portato tante altre cose, fra cui in banadiglie. Hanno detto che la banadiglia è nata perché c'erano i sacerdoti che facevano a Pasqua, facevano gli esercizi, quindi dovevano camminare tanto e la suora, pensando che erano molto deboli, non potendo mangiare carne, l'ha camuffata in questo dolce, di modo che loro la mangiavano tranquilli, non sapendo che c'era la carne, e si potevano mantenere in forza. C'è la farina, c'è la carne, c'è la mandorla, ci sono tutti gli ingredienti che servono a una persona per il fabbisogno giornaliero. A Modica l'hanno portato quando c'erano i conti, solo che a mano naturalmente è andato fuori ed è andato nelle pasticcerie. E questi sono i dolcetti da riposto. Si chiamano riposto perché una volta, non essendoci frigorifero, non si potevano conservare dei dolci freschi, si facevano questi, si mettevano nel ripostiglio perché sono dei dolci che durano. Sono belli, però è un dolce che ci vuole molto tempo a farli, perché prima si deve preparare il marzapane, si fanno le palline, si fa asciugare, poi si glassano col cioccolato e dopo, con molta più pazienza di prima, si devono andare a fare tutte queste rifinizioni. Sono tutte fatte a mano, quindi al lavoro finito dici ah che bello, senza sapere dietro tutto il tempo che ci vuole e quello che c'è.